Salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Oggi facciamo un video che potrebbe essere correlato con quello della volta scorsa. La volta scorsa mi sono chiesto quali secondo me sono i peggiori youtuber di YouTube Italia. Oggi invece farò la mia top 5 migliori youtuber di YouTube Italia. Quindi un video comunque correlato con quella volta scorsa. Se non l'avete visto potete andarlo a vedere dentro il mio canale, oppure link in descrizione, oppure nella scheda qui in alto. Ovviamente, come ho detto la volta scorsa, queste qua sono le mie opinioni personali. Fatemi sapere in basso, nei commenti, quali secondo voi sono i migliori youtuber di YouTube Italia, perché ovviamente non potete condividere con me al 100% la mia classifica. Vado alle ciance e iniziamo subito. Alla quinta posizione metto Mattioschi. Mattioschi è un canale piccolo o medio piccolo. Non è un canale molto grande, molto famoso, però parla di film e serie TV in maniera molto interessante. Però lo colloco nella mia classifica per il suo show Facce di Nerd, uno show dove lui invita in Hangouts, quello che fu Hangouts adesso va su StreamYard perché Hangouts è stato chiuso, ma insomma invita in modo virtuale vari ospiti nella sua trasmissione, tra cui anche Victor Laszlo, per discutere insieme di film, serie TV e mondo appunto dell'intrattenimento. Ed è una trasmissione molto ordinata, soprattutto grazie alle sue doti di moderatore, e quindi Mattioschi si potrebbe aggiudicare il premio come miglior moderatore di uno show su YouTube. Alla quarta posizione metto il Cerbero Podcast come miglior trasmissione. È una trasmissione che va in onda su Twitch, però i ricaricamenti sono su YouTube, quindi comunque la considero nella mia top 5 i migliori youtuber. Dentro il Cerbero Podcast ci sono Mr. Marra e YouTube fa cagare, che si contraddistinguono con una grande dote di intrattenimento e una grande gamma di argomenti trattati. Parlano di attualità, politica, film, ma anche molti vari argomenti, il tutto condito da una sana dose di intrattenimento. Una menzione d'onore la faccio a Vlad Sparastoria, chiamato anche il Gopnik, come miglior ospite della trasmissione, e secondo me una migliore testa del Cerbero meglio di Mr. Flame, ma questi qua sono dettagli, sono mie opinioni personali. Alla terza posizione metto per miglior montaggio il Trono del Muori. Il Trono del Muori è un canale che, come dice dal suo nome, c'entra col Trono di Spade. Lui è diventato appunto famoso facendo i riassunti del Trono di Spade in una maniera molto particolare. Fa un'opera di editing veramente imponente, mette una marea di scritte, una marea di meme. Dovreste vedere almeno un suo riassunto, anche se poi i riassunti non sono, perché ci sono stati dei casi in cui l'opera originale ha un tempo minore rispetto al suo riassunto, come per esempio un episodio di Death Note potrebbe anche benissimo essere, che un suo riassunto potrebbe ben durare di più rispetto che l'opera originale, tanto è arzigogolato e complesso, tra cui i suoi video su Harry Potter, che sono estremamente curati, estremamente montati bene, che riescono a dare un senso estremamente comico con tutte queste battute che si devono riguardare, e su questi suoi video si devono riguardare più e più volte per cogliere tutte queste scritte, questi meme, che sono anche scritti in piccolo oppure visibili per una frazione di secondo, però il lavoro di montaggio e editing è enorme. Quindi terzo posto meritatissimo. Alla seconda posizione, come miglior canale di divulgazione scientifica, metto Barbascura X. Barbascura X è di gran lunga il miglior canale di divulgazione scientifica, perché è quello che più di tutti riesce a coniugare l'intrattenimento con la cultura, che questo secondo me è il miglior modo per divulgare un qualcosa, perché se tu fai divertire il tuo pubblico è più facile che lui ti ascolti. Con menzioni d'onore a Link for Universe, ovvero Adrian Fartade, a Dario Bressanini e a Massimo Polidoro. E alla prima posizione il mio canale preferito in assoluto, vince il premio come miglior canale di attualità, politica e opinioni, Shy di Brick in Italy. È un canale che secondo me impreziosisce veramente tanto la piattaforma, perché l'arricchisce quasi ogni giorno, perché i suoi video vanno da lunedì al giovedì di notizie, attualità e approfondimenti che sono non da poco. Dietro Brick in Italy Alessandro Masala si prepara molto, fa uno studio molto dettagliato delle notizie che va a esporre e le riesce a sintetizzare molto bene. Inoltre il suo podcast, ovvero Brick in Italy Podcast, è eccellente. Fa delle ottime domande agli ospiti e gli ospiti sono tutti per ora interessanti. Ovviamente non sono arrivati tante persone in trasmissione, però per ora il livello è molto alto. E la posizione in assoluto migliore, che metto questa posizione sopra l'1, anche se diciamo che è una posizione bonus, perché questa persona non è un canale YouTube, non è una persona che attivamente fa video su YouTube, ma altre persone fanno video di lui e li ricaricano su YouTube.
È quindi una posizione un po' particolare, ma la metterei in cima a tutte quante come migliore in assoluto. Stiamo parlando di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero è uno storico, vi invito a vedere i suoi interventi, le sue conferenze, che sono ricaricate da svariati canali su YouTube e sono di una qualità eccelsa, ha una dote oratoria veramente alta, riesce ad incollarti a quello che esprime in una maniera eccezionale. Riesce a farti appassionare veramente tanto alla storia. Io sono già appassionato di mio, ma molte persone che non sono anche tanto appassionate di storia potranno sicuramente gradire il suo modo di raccontarla. Comunque, detto questo, io vi saluto. Fatemi sapere nei commenti se siete abbastanza d'accordo, fatevi la vostra top 5. Ci vediamo al prossimo video e Antonov Bene è tutto, passo e chiudo.